c'è stata una discussione con mia moglie, io sono rincasato la sera tardi, i nostri due figli erano ancora davanti alla TV e non avevano fatto i compiti per casa, non c'era niente di pronto, era un orario un po' fuori luogo rispetto al consueto e lì mi sono arrabbiato tanto che nel discutere con mia moglie sono arrivato alle mani. Purtroppo due schiaffi l'hanno fatta cadere e c'è stata la necessità di far intervenire un'ambulanza. Luca, marito Dopo da maltrattante e lì sono abusante, intervenute si le forze racconta nel dell'ordine corso della presentazione Uomo allo praticamente specchio, sono stato video con cui la denunciato. ULSS Per 4 quello che lei ha Veneto Orientale accennato invita non è chi stato compie violenza di genere a l'ultimo chiedere episodio aiuto. Ma è importante che anche chi utilizza questo modo per relazionarsi capisca che è un modo sbagliato, che deve essere evitato, prevenuto, però quando c'è la situazione per noi conta che questa persona possa in qualche modo affidarsi ai servizi per farsi curare. Iniziativa tenutasi in ospedale a San Donà di Piave nel corso della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel territorio della ULSS 4 sono 63 le donne e 108 i minori vittime di violenza, prese in carico dal consultorio familiare in linea con il dato del 2023. Abbiamo appunto provato a girare l'obiettivo nei confronti del maltrattante e a capire come percorsi di accompagnamento alla consapevolezza possono cambiare l'approccio degli uomini. Per quanto riguarda il pronto soccorso, gli accessi per violenza di genere con ricorso a cure mediche sono stati nell'anno corrente 73 ed hanno riguardato per il 34% persone in età compresa tra 40 e 49 anni, seguite per il 23% da persone nella fascia 30 e 39 anni e con la stessa percentuale 50-59 anni. I casi che poi portano a dover pensare a un percorso di rifugio sono per quelle donne che non sono italiane e quindi qui non hanno una famiglia solida che le possa accogliere.